Allora, come sapete, c'è il nostro speciale subito dopo l'edizione del giornale. Buonasera, grazie per essere con noi. Arcangelo è anche con me, il compagno di viaggio. Arcangelo, ci sei tu? Sì, buonasera, sono qui. Ecco, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere collegata in diretta con noi la Presidente della Regione, Iole Santelli. Buonasera, Presidente. Buonasera direttore, buonasera. Arcangelo, comincia tu allora, vai. Sì, Presidente, io intanto le volevo dire che apprezziamo il pugno di ferro che sta usando, il decisionismo che stanno accompagnando questi suoi giorni di battaglia contro il coronavirus. Ha fatto bene a disporre il trasferimento dei malati dalla struttura, la Domus Aurea di Chiaravalle e di oggi la notizia di un altro di quei pensionati che erano ospiti lì che è morto al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. E volevo sapere se finalmente arriveranno le cose che lei ha tanto richiesto con vigore al governo, se l'incontro ieri con il vice ministro Pierpaolo Sileri è stato un incontro importante in questa direzione, di quanti ventilatori abbiamo bisogno, di quante strutture ancora abbiamo bisogno per attrezzare le terapie intensive e che cosa le ha detto il governo. No, noi abbiamo bisogno ancora di una cinquantina di ventilatori almeno e questa settimana ne sono arrivati alcuni, ma un numero veramente irrisorio. Il vice ministro Sileri ieri ha preso atto di questa richiesta, sia dei ventilatori che in quanto a dispositivi vi ho chiesto che ci mandino le tutte, che abbiamo bisogno forte di tutte. E lui mi ha detto che si farà parte diligente per chiedere al commissario Arcuri e al Ministero della Salute un'attenzione particolare verso la Calabria. Senta, Presidente, le chiedo una cortesia, se cortesemente può collegarsi con l'auricolare, forse la sentiamo meglio. Se... Purtroppo non riesco. Ah, va bene, allora ci accontentiamo di questo. Senta, Presidente, ma lei ai calabresi cosa dice? Che questa macchina della sanità nostra è pronta, è efficiente, è, come dire, a garantire una gestione, la gestione di un'emergenza così pesante, così forte? Io ho sempre distinto la situazione della sanità in Calabria, che è una situazione effettivamente molto difficile, ha bisogno di lavoro e ha bisogno di essere orientata verso la tutela effettiva del diritto di salute nei confronti dei calabresi. Su questa sanità è fondata un'emergenza. Sull'emergenza ci siamo concentrati a dare un servizio che fosse quello ottimale. Io credo che sull'emergenza noi siamo abbastanza in grado di sopperire all'emergenza, grazie soprattutto all'abnegazione e alla professionalità degli operatori sanitari, ma anche a un grande spirito di solidarietà che si è creato all'interno anche delle istituzioni e di chi oggi dirige le ASP, le aziende ospedaliere. Io, per dirle, perché voglio essere pratica in queste cose, noi eravamo rimasti senza tamponi. L'azienda ospedaliera di Reggio Calabria ne aveva comprato una quantità importante, ce li ha prestati e dobbiamo potuti dare le altre ASP perché sono i nostri. E ieri sera glieli abbiamo restituiti. Questa è la solidarietà di cui abbiamo bisogno anche, perché un'emergenza va affrontata anche una straordinaria emergenza di solidarietà e di unione. Arcangelo, vai tu. Che il nuovo direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile, Fortunato Varone, ha emesso un decreto costituendo una sorta di gruppo operativo, diciamo, speciale, usando impropriamente questo aggettivo. È una cosa secondo lei importante perché dice, in questo decreto, io ho letto prima, dice che appunto c'è la necessità anche di dare una serie di informazioni sempre più precise a tutti attraverso proprio questa operazione che dovrebbe riguardare trasversalmente più settori. Che mi dice di questo, Presidente? Guardi, ho visto ieri soprattutto una parte poi interattiva che cercheremo di mettere, penso già da oggi, in rete, una serie di informazioni e io ho chiesto da subito al dottor Varone di poter capire, di aver mette su carta e sul sistema informatico le consegne, quello che consegniamo ad altri. Noi non le teniamo, appena arrivano le consegne dal Dipartimento di Protezione Civile
vengono smistate subito, ma noi dobbiamo avere uno strumento ordinario e consultabile anche da altri, dove mettiamo insieme tutte le informazioni che ci sono, dove possono interloquire anche le ASP, dove possono interloquire le aziende ospedaliere, dove si può avere un tracciato completo di quello che c'è oggi in Calabria. Presidente, lei ha prolungato la chiusura fino al 15 di aprile, ma se dovesse paventare la possibilità di allungare il termine, voglio dire, non si tirerà indietro? No, assolutamente. Io l'ho dovuta prolungare perché ovviamente sono precedente per periodi. Io credo che queste indicazioni debbano essere affidate anche dalle persone competenti. Non sono certo una pensinologa, né una virologa, però insomma a livello nazionale stanno procedendo in questi termini. Quando si penserà di essere passati a una fase successiva, credo che lo potremo fare tutti insieme con le garanzie necessarie. Al momento è ancora l'unica difesa che abbiamo, è un nemico che non conosciamo, ma sappiamo solo una cosa, che è all'esterno, a casa nostra non c'è. E quindi più stiamo a casa nostra, più riusciamo a difenderci, più ci difendiamo da questo nemico. Al di là dell'emergenza coronavirus, lei ritiene che gli ospedali stiano svolgendo il loro compito, che è loro abitudine, diciamo, curare anche le altre patologie, essere luoghi sicuri perché la gente possa andarsi a curare o no? Stiamo cercando di farlo. Nella situazione di emergenza abbiamo dato priorità al coronavirus e alle patologie che non possono non essere curate, anche perché il mio più grande timore dall'inizio è stata quella di trasformare l'ospedale stesso in un luogo di contagio e quindi cercare di, diciamo, rinviare tutto quello che è rinviabile e giusto fatto. Senta, abbiamo problemi con i tamponi, può essere perseguita la strada imboccata oggi dal sindaco di Belvedere, per esempio? Allora, io sto aspettando che l'Istituto Superiore di Sanità ci indichi quali sono i tamponi che abbiano una reale, diciamo, professionalità, cioè che ci siano assicurazioni. Il timore è quello che è successo in altre regioni che hanno comprato dei test rapidi che poi non hanno potuto utilizzare. È evidente che si arriveranno i test rapidi e che diano, ce lo deve dire il Ministro della Salute, diano un'affidabilità, un elemento importante per lo screening di grandi categorie a rischio. Immagino forze dell'ordine, immagino supermercati, immagino gli stessi operatori della sanità, perché i tamponi si fanno, ma teniamo conto che i tamponi hanno una metodica che è molto lunga, quindi più di un tanto non si riescono a fare. Io ho visto l'altro giorno le statistiche, noi siamo una delle regioni che pro capite abbiamo fatto in assoluto più tamponi, ma riusciamo ad effettuare circa 900.000 al giorno, e più non si può fare perché per elaborare ogni tampone ci vogliono 4 ore e ci vuole un laboratorio di microbiologia molecolare. Arcangelo. Sì, le volevo chiedere degli anziani, lei è stata molto dura in riferimento, e credo abbia fatta bene, almeno questa è la mia opinione, riguardo la vicenda di Chiaravalle, che è stata Domus Aurea, purtroppo non una vicenda isolata, perché abbiamo visto con la casa di cura Raggio di Sole di Melito uno scenario più o meno simile, ancora altrettanto grave quello che è emerso nella casa di cura Santa Maria di Bocchigliero. Ecco, rispetto alle residenze sanitarie, diciamo, che ospitano gli anziani, avete previsto in qualche maniera un ciclo di tamponi, cioè un controllo specifico per quelle che non sono state ancora colpite, sì da evitare poi possibili contagi e conseguenze gravi come quelle che hanno riguardato in particolare Chiaravalle? Lo dico Chiaravalle perché l'ultimo morto che abbiamo oggi viene proprio da quella casa di cura, è una persona deceduta all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Io venerdì scorso ho fatto la prima ordinanza che riguardava l'RSA. L'ho fatta guardando a quello che stava succedendo al nord. Si parla di 600-700 morti in Lombardia nell'RSA, dimenticati. Volevo evitare che potesse accadere una cosa del genere anche in Calabria. Sono luoghi dove si diffonde il contagio
ma sono luoghi dove ci sono le persone più deboli. Trasformarli in una trappola di morte è veramente spaventoso. Qual è il mio timore? Il mio timore è che sottovalutino, voglio essere generosa, alcuni sintomi e non li si denunciano presto. Questo, se abbiamo l'anziano con 40 di febbre e con difficoltà respiratorie, va denunciato subito cosa, non si può tenere nascosto, perché sennò poi arriviamo al numero di contagio come quelli di Chiaravalle. Poi dobbiamo distinguere ovviamente anche le condizioni in cui versano le A, che credo che ce ne siano, spero, mi auguro ce ne siano alcune che sono fatte seriamente, altre in cui c'è stata molta ma molta più approssimazione e superficialità, e sono sempre generosa. Però sono situazioni in cui va fatta luce, la Regione lo farà con i tamponi, mi auguro che lo faccia in asse con delle ispezioni, va verificato e soprattutto ha messo in allarme il personale che quando ci sono delle problematiche queste vanno denunciate immediatamente. Senta, si era parlato dell'assunzione di medici, infermieri, a che punto siamo? Guardi, per quanto riguarda gli infermieri devono farlo le ASP e le O sulla base delle graduatorie che hanno già aperte. Per quanto riguarda i medici abbiamo dato 3 giorni fa, mi pare, gli elenchi alle aziende ospedaliere e alle ASP con tutti coloro i quali hanno fatto la richiesta e loro procederanno a quello che è le assunzioni. Senta, c'è un'altra emergenza accanto a quella del coronavirus, è l'emergenza fame in questa regione. Ci sono migliaia di calabresi e di famiglie calabresi che sono in condizioni disperate. Noi riceviamo per esempio ogni giorno una serie di mail di persone che chiedono aiuto e non sanno a chi rivolgersi. L'ultima in ordine di tempo è arrivata dai tirocinanti che stanno lì appesi, non sanno quale sarà il loro futuro. Non riescono a mettere insieme neanche i soldi per comprarsi il pane. Ecco, cosa può fare, cosa potete fare, cosa vi impegnerete a fare? Noi stiamo predisponendo una termine che credo che farà una delibera che credo che faremo la settimana prossima in giunta con l'assessore Carlo, che guarderà un incremento importante da parte della Regione Calabria con i buoni spesa, andando anche a compensare delle cifre che al momento non sono particolarmente grandi, le date da parte del governo. Quindi penso che saremo pronti per lunedì, martedì, per portarla in giunta. Quindi diciamo un messaggio, come dire, di speranza per tutta questa platea di precariato che c'è in questa regione. Perché Dobbiamo dare le risposte di assistenza, dobbiamo darle necessariamente e dobbiamo darle nei limiti però e nelle forme che ci sono consentite, nel senso che noi siamo fondi europei, quindi abbiamo obbligo di rendicontazione, una serie di cose, quindi dobbiamo usare le misure che questi fondi ci consentono. Però per questo c'è stato un po' di ritardo perché dobbiamo consigliare due cose, le procedure che sono necessarie, ma anche la velocizzazione di dare la risposta. Arcangelo. Sì, Presidente, mi pare chiaro che la sanità in Calabria non funzioni. Lei diceva all'inizio, alla già precaria condizione delle strutture e più in generale dell'organizzazione, è poi subentrata l'emergenza del coronavirus. Quando finirà questa emergenza? Quando speriamo, prima possibile, si tornerà alla normalità? Lei è d'accordo sulla proposta che viene da tante parti, anche da parti politiche diverse dalla sua, di rimettere la sanità sotto la guida nazionale, cioè di levarla come autonomia di intervento, eccetera, alle regioni? Che ne pensa? No, io ho capito il contrario veramente da parte della maggior parte delle forze politiche. In questo momento, sinceramente, a me interessa soprattutto, ed è la richiesta che ho formulato ufficialmente al governo, che venga consentita alla Calabria e alle altre regioni in piano di rientro di sospendere per quest'anno il piano di rientro. Non ci si può dire che dobbiamo affrontare un'emergenza che è una guerra e contemporaneamente chiedere che diamo ulteriore sangue nel discorso dei tagli alla spesa. Quest'anno non ce lo possiamo consentire. Poi guardi, il commissariamento è relativo,
perché il problema più serio in questo momento è chiedere la sospensione del piano di Presidente, è chiaro che poi alla fine i conti andranno fatti perché, voglio dire, in tutti questi anni la sanità ha rappresentato una specie di bancomat e poi alla fine ci hanno rimesso i cittadini che sono dovuti... No, Come? direttore, mi perdoni, la sanità in Calabria da 10 anni è sotto commissariamento, quindi ci dovremmo anche fare una domanda. Se questi commissariamenti sono stati funzionali al benessere dei diritti dei calabresi o meno. Io sono appena arrivata, potrei dire vecchia politica, ma onestamente insomma, la politica non è che abbia fatto granché, i dirigenti li nomina il governo, cioè, la politica calabrese non è che abbia avuto gran mani libere sulla sanità in Calabria. Che chi ha deciso il Almeno commissariamento. ufficialmente. No, dico anche che ha deciso il commissariamento, alla fine noi siamo rimasti vittime di questi tagli continui, depauperamento, noi cittadini a pagare tanti soldi però avere servizi che non perché non abbiamo medici bravi, infermieri bravi, perché abbiamo un personale straordinario dal punto di vista proprio... Sì, ma bloccare per 5 anni il turnover significa che oggi, rispetto alle altre regioni, noi abbiamo un esercito di operatori sanitari dimezzato. Arcangelo. No, io credo che l'epoca del commissariamento, caro Presidente, abbia determinato il complessivo fallimento ulteriore della sanità, perché sono stati chiusi gli ospedali di prossimità, cioè quelli territoriali, si è detto ci sono troppi ospedali, dunque vanno chiusi, se ne faranno degli altri grandi, in quelli grandi si faranno delle cose meravigliose, delle grandi specialità, si garantirà assistenza a tutti. Qui è un disastro di proporzioni bibliche, io le faccio degli esempi. C'è l'ospedale di Cosenza che doveva essere l'ospedale in grado di sopperire, no, a tutte le richieste, di accontentare tutta l'utenza, è sempre stato in difficoltà. Lasciamo stare il coronavirus. L'ospedale di Polistena nella piana di Gioia Tauro che doveva aiutare, cioè un disastro, poveracci, perché lì i medici pochi mezzi, la stessa cosa. Il GOM di Reggio Calabria, al di là come dire, dell'utilizzo di questa espressione che fa impressione semanticamente, ma che nella sostanza lo lascia quello che era, gli ospedali riuniti di Reggio Calabria, cioè il grande ospedale metropolitano, ha vissuto e vive condizioni di difficoltà. A Locri non ne parliamo, cioè io credo a Cetraro, a Paola, cioè credo che l'epoca del commissariamento non abbia segnato una buona fase per noi. Allora, se dovessimo, non so se è d'accordo, se dovessimo pensare ad una soluzione, quindi o la sanità torna sotto l'egida il controllo nazionale oppure viene ridata ai governatori in maniera tale che si possano fare delle cose diverse rispetto a quelle fatte fino ad oggi. Io credo assolutamente nell'assunzione della responsabilità, che sia del governo o che sia delle regioni, ma che ci sia un responsabile. Guardi, io mi ho parlato degli ospedali di frontiera che sono stati chiusi, l'ospedale di frontiera chiusi, sanità depauperata, economicamente noi spindiamo 300 milioni l'anno sull'immigrazione sanitaria. Punto di domanda. E per Ovest cosa abbiamo fatto? Cioè, quando si fanno i tagli lineari e si fanno sulla base della carta e non sulla base della realtà, diventa un problema. Quando a pagare i tagli possiamo delle eccellenze che si stanno costruendo, significa depauperare il territorio di ricchezze che possono arrivare. Io credo che si possa fare un progetto sulla sanità importante in Calabria, serio, con chi ci vuole stare, con l'assunzione di responsabilità. Non dobbiamo evitare tutti gli errori del passato, ma tentare di costruire un nostro modello, che non significhi un ospedale in ogni comune, ma significhi per ogni cittadino la possibilità di avere un diritto alla salute reale. Assolutamente sì, perché se no ci troviamo nelle condizioni di qualche tempo fa, io sindaco mi metto qui, voglio l'ospedale in un certo modo, dall'altro vuole l'altro modo, l'altro vuole così, cioè ci vuole un'idea di sanità bella, completa, ma guardi, visibile. Io ieri ho incontrato, sono stata anche criticata perché ho incontrato i sindaci di Paola e di Cetraro per discutere dell'emergenza Covid, lo stock, ma poi anche di discutere in generale. Abbiamo cominciato una discussione che veramente è stata doveva essere fatta da tutti i sindaci del Tirreno calabrese. Ma discutere di Paola, di Cetraro, non è che li fai a mare,
di trovare una mission specifica senza duplicazione di reparti, dando a ciascuno un'anima, una mission, si può fare, è frutto di buona volontà, è frutto di non andare dietro, lo dico volgarmente, al primario che ti tira la giacca, ma avendo come unico interesse che quello dell'interesse dei cittadini. In Calabria le cose possono andare diversamente, non dico meglio, ma diversamente, se iniziamo a comprendere qual è l'interesse da tutelare e se prioritariamente l'interesse è quello della tutela dei cittadini, le soluzioni sono più facili da trovare e secondo me si trovano. No, devono essere trovate le soluzioni, Presidente, perché abbiamo... Non no, non possiamo andare avanti così, insomma, dobbiamo regolarizzare alcune cose, dobbiamo dare risposte ai cittadini, perché questa è la cosa principale da fare. Certo, il commissariamento adesso, non so, dopo questa, speriamo nel più breve tempo possibile, finisca questa emergenza, bisogna sedersi attorno al tavolo e dire: signori, se ci sono i numeri, commissariamento, arrivederci e grazie, perché se ne stiamo cambiando uno ogni 6 mesi, 7 mesi, ma alla fine ci ritroviamo con i problemi di sempre. Però io devo dire una cosa, io in questo mese ho trovato anche un'ottima collaborazione con il commissario, quindi dobbiamo sempre stare attenti all'evoluzione. Spesso, al di là delle funzioni, il problema è fatto dagli uomini. Cioè, se si mette tutti a fare teste per trovare una soluzione, che la si trova, e si fa il braccio di ferro di potere, no. Arcangelo. Sì, sono d'accordo con lei, anche se adesso le do alcune cifre, no? A proposito della condizione della sanità. Abbiamo 2 ASP grandissime, quella di Reggio Calabria e quella di Catanzaro, commissariate per mafia. Per Reggio Calabria non è una novità, per Catanzaro è una novità assoluta. Abbiamo l'altra grande ASP calabrese, che è quella di Cosenza, che pensi ha un contenzioso non definito, cioè sembrerebbe si aggiri intorno agli 800 milioni di euro. Quindi è veramente venuto il momento, come dire, di mettere un poco d'ordine, quantomeno nella scelta, come sottolineava delle persone. Lei se la sentirebbe, mi sembra scontata la risposta, però io gliela faccio la domanda, lei se la sentirebbe di assumere di nuovo, come dire, il ruolo guida nella gestione della sanità, come dire, cancellando in un attimo tutti i commissariamenti e riprendendo in capo alla regione il governo reale della sanità in Calabria? Non posso che dire di sì, ovviamente, Sì, no, non farei il Presidente della Regione. Rispetto a questa domanda, però, anche perché non tutti i cittadini lo sanno, la situazione calabrese è complicata perché noi abbiamo un commissario che nomina i responsabili, poi i commissari delle ASP e della... Poi abbiamo dei commissari nelle ASP che dipendono non da salute ed economia, ma dipendono dal Ministero dell'Interno. Cioè, veramente fare squadra e fare un lavoro coordinato in Calabria è 1000 volte più complesso di farlo in un'altra regione. Per questo io dico che al momento essere riusciti a fare un lavoro di squadra è quasi un miracolo. Sì, perché noi siamo in queste situazioni, cioè, commissari che nominati poi arrivano, poi se ne vanno, poi ci stanno 2 mesi, poi non si rendono conto di quello che avviene, poi non sono fisicamente... Ma poi rispondono anche proprio alcuni non sono nemmeno fisicamente presenti, cioè come si fa a guidare un'azienda se chi deve guidarla non è presente, non conosce i problemi, non sente i problemi, non parla con gli operatori sanitari, quelli che poi materialmente devono dare risposte ai cittadini. Ecco, queste sono delle anomalie che stiamo vedendo verificarsi da un po' di tempo a questa parte e che non sono più sostenibili, onestamente, Presidente. Lo so, ne sono consapevole, però io al momento sto fuori dall'emergenza, mi affronto con chi c'è, vuol dire che in chi c'è, alcuni di questi ci sono, molto più di questa parte di lavoro. Poi capisco il problema più serio che abbiamo è la filiera di comando, perché quando poi hai dei commissari che non rispondono né a salute, né all'economia, né alla regione, né a niente, non si capisce, o sono interlocutori che si discute a livello personale, si discute,
ma stiamo parlando di livello personale, non parliamo di livello istituzionale. Questa è seria. Quanto tempo le servirà per capire poi alla fine come intervenire, dove intervenire nella sanità? Ma non è un problema di tempo misura, è un problema soprattutto in questo momento di sistema. Allora, cominciamo ad avere le risposte. Ci tolgono dal piano di rientro, può significare dare una possibilità di lavoro, di discorso complessivo, no? Della sanità. Non mi interessano gli uomini, mi interessano i contenuti. Guardi che veramente il contenuto maggiore oggi è questo. Abbiamo una serie di fondi che stanno arrivando, no? Per il coronavirus e altro. E cerchiamo di utilizzarli anche in una maniera tale che non siano fondi da buttare, che siano fondi che siano anche da utilizzare nel futuro. Queste sono le scelte che siamo chiamati a fare, quindi sono le scelte che stiamo tentando di fare. Arcangelo, mi spiego meglio. Se arrivano fondi in dotazione per l'emergenza coronavirus, ne stanno arrivando, e abbiamo la possibilità di comprare delle TAC, che sono strumenti essenziali della diagnostica in ogni ospedale, dobbiamo farlo. Alcune volte lo abbiamo acquistato, però non è stato utilizzato, poi è rimasto lì. Quelle non sono state date nemmeno agli ospedali, però sono rimaste nei magazzini. Ne abbiamo visti, abbiamo un'altra storia. Ne abbiamo visti molti con Arcangelo di questi strumenti acquistati con i soldi, sono sacrificio dei calabresi che sono rimasti lì, abbandonati nei magazzini di questo o di quell'ospedale. Arcangelo, vai, poi dobbiamo liberare la Presidente. Sì, no, a proposito di questo, Presidente, sono cose che lei sa, ma io le ricordo a tutti, cioè venivano acquistati, no, gli strumentali diagnostici migliori e poi rimanevano chiusi, si guastavano e non venivano riparati perché dovevano funzionare, no, nei laboratori privati, nelle aziende private, per carità, alcune eccellenti, altre magari in mano a mafiosi, a gente che ci speculava. Quindi la storia in Calabria insegna anche questo. Ma io le voglio fare un'altra domanda però di tipo politico, cioè rispetto a tutta questa emergenza, le difficoltà che lei sta incontrando, io le faccio i complimenti per il piglio, per il polso fermo, per il decisionismo che sta mostrando, gliele faccio pubblicamente. Tuttavia, ecco, volevo sapere con le altre forze politiche, cioè quelle che non appartengono alla sua maggioranza, che rapporto ha avuto? Cioè c'è stata una collaborazione, vi siete scambiati delle opinioni, vi riunite insieme per prendere delle decisioni? Ci riuniamo no perché non ci possiamo riunire, e ci sentiamo anche giornalmente, ma anche 4 o 5 volte al giorno con ciascuno. Io devo dire che ho un'enorme disponibilità, soprattutto una voglia di collaborare, moltissimi dei consigli a disposizione, tutto per dire, insomma, anche per prenderla un po' per scherzo. Amico Belacqua gli ho detto che non ho mai sentito più tanto quanto sento lui giornalmente, e dal territorio. In questo momento è importantissimo, la politica ha questo ruolo, quello di essere sentinella sui territori. Cioè io riesco a recuperare molte più notizie dai territori, dai colleghi, da chi mi vive, di andare poi a verificare che magari dagli uffici, perché se il sindaco di un comune o la possibilità che esista un focolaio in un comune, guardi che arriva molto prima tramite la politica o tramite chi ha direttamente i rapporti con il comune, che arrivi la rete ufficiale. Quindi spesso succede esattamente il contrario. Se io prendo notizie di questo da colleghi che mi informano, da situazioni, e che sia io di informare le istituzioni per andare a verificare. Quindi ho trovato grande ausilio di queste di maggioranza, di opposizione, dei sindaci. C'è una rete che si muove in intento istituzionale, cioè attenzione, c'è un allarme, lavoriamo su questo. Senta, Presidente, poi la lasciamo perché lei ha da lavorare, c'è questa emergenza non da poco, quindi deve vigilare e controllare. Ci dobbiamo aspettare chiusure di altri comuni? Sì, penso, non lo so, spero di no, ma temo di sì, nel senso che le chiusure vengono fatte sulla base dei focolai. Non sono in grado di sapere se ce ne saranno altri.
temo che tutti i focolai sono derivati tutti dal proposito sabato maledetto in cui una miriade di gente è spesa da nord, tutti. E quindi è possibile che ce ne siano altri che si riscontrano in focolai sempre. Io devo dire su questo, però, l'ho detto anche al Ferrandino e al prefetto di ci vuole una forte vigilanza anche da parte delle forze di polizia, perché sennò rischiano le ordinanze di questa pilota, disetticata. Abbiamo bisogno di un lavoro di contenimento che molto spesso i comuni con la polizia municipale oggettivamente non sono in grado di fare. Quindi lei chiede a questo punto più controlli di polizia? Sì, più controlli e mi scusi, più misure imposte, perché la maggior parte dei calabresi sta rispettando le ordinanze in maniera esemplare. Io sono orgogliosa di come i calabresi stanno reagendo. Se qualche scemo decide di fare il furbo, mette in pericolo la sua salubrità, la legge di Grazie Presidente per essere stata con noi, abbiamo preso tante cose. Grazie direttore, grazie Arcangelo. Le auguriamo buon lavoro. Grazie Presidente. Arcangelo, noi mandiamo un po' di pubblicità, poi torniamo in diretta perché ci colleghiamo con un medico bravissimo che ci racconterà che cosa sono i ventilatori polmonari, cosa si sta facendo nel reparto per esempio di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza, insomma scopriremo tante cose. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, naturalmente il collegamento Skype è quello che è, siamo costretti a lavorare così, non possiamo lavorare con lo zainetto, non possiamo fare le dirette che solitamente facciamo, quindi limpide in audio e in video, ma purtroppo dobbiamo lavorare così in emergenza, anche perché questo fa parte del nuovo modo imposto di lavorare imposto dal decreto. Arcangelo ci ha detto tante cose però la Presidente, vero? Sì, la cosa più importante che ha detto e che voglio sottolineare, mi sembra anche il dato giornalisticamente interessante, quindi lo riprenderò anche sul mio giornale domani su Gazzetta del Sud. La cosa più importante che ha detto è sospendete il piano di rientro, perché se siamo in emergenza non possiamo sopportare un piano di rientro, un po' quello che l'Italia dice, no? Anche all'Unione Europea, dico sospendiamo questo patto di stabilità, perché pure tra stati in questo momento nessuno è in grado di rispettarlo. Quindi credo che su questo abbia ragione il Presidente Santelli, speriamo che appunto il governo possa darci una mano in questa direzione, ma credo che lo possa fare. Tutti capiscono che è una situazione davvero disastrosa, lo era già prima, poi con l'emergenza coronavirus la sanità calabrese è veramente una nave senza nocchiere in gran tempesta, quindi speriamo che questo appello di Ole Santelli venga raccolto, ma io non ho, come dire, dubbi sul fatto che saremo ascoltati dal governo Conte, perché ci sono anche parlamentari calabresi che contano molto e sono in grado, insomma, di rappresentare le nostre ragioni. Senti, Arcangelo ha detto anche un'altra cosa, è pronta ad assumersi la responsabilità della sanità, si sente di interpretare questo ruolo, ha detto che non si può andare avanti così, c'è una difficoltà proprio nella catena di comando, poi per quanto riguarda il coronavirus sa che la situazione del sistema calabrese non è a livelli come dire, proprio di organizzazione, livelli alti, però dice stiamo reggendo e poi ha annunciato che probabilmente nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, forse nei prossimi giorni si vedrà costretta a chiudere qualche altro comune su suggerimento dell'autorità sanitaria che avrà individuato qualche altro focolaio. Sì, non c'è dubbio, anche sul discorso dei tamponi è stata molto chiara, cioè dice siccome i tamponi comunque hanno poi un processo di elaborazione, no, dei dati raccolti che dura dalle 4 alle 6 ore, è chiaro che i risultati
arrivano a sprazzi. Avevamo meno tamponi, lei ha detto c'è stata anche una grande solidarietà tra ASP, c'era l'ASP di Reggio che aveva più tamponi, li abbiamo chiesti per utilizzarli anche in altre zone, ce li hanno dati, quindi c'è questo clima collaborativo. Dice pure che con l'ufficio del commissario la collaborazione è fortissima in questo momento, dice questo è un miracolo proprio per le difficoltà che ci sono tra l'organizzazione regionale e quella del commissario della sanità, invece ci rassicura su questo. E poi sull'RSA, io ci tengo tantissimo, Attilo, tu lo sai, e ci stiamo battendo su questo. Gli anziani vanno tutelati, sono come i Assolutamente bambini, e sì. lei ha assicurato un intervento deciso in tutte le RSA, perché quando c'è un caso limite, cioè c'è un anziano che ha la febbre, e allora bisogna subito fare intervenire i medici ospedalieri, segnalare il caso alle unità di emergenza, perché altrimenti si rischiano delle stragi, come è venuto a Chiaravalle, come è venuto in parte a Melito, come io sospetto, non ho prove per dirlo, possa essere accaduto anche in altri centri della Calabria. Bene, un altro passaggio, intanto vedo collegato con noi del reparto di medicina d'urgenza il dottor Francesco Crocco, il primario, Buonasera. la vediamo benissimo, la sentiamo bene. Grazie, perché buonasera a tutti. è attrezzatissimo. Arcangelo, un altro passaggio che mi pare interessante detto dalla Presidente, che richiede, come dire, l'unità di intenti tra tutte le forze politiche. Questo è un momento in cui non bisogna dividersi, non bisogna fare lotte di campanile o di bandiera per intercettare qualche voto in più. Non è in gioco, c'è in gioco la vita delle persone, quindi la politica viene dopo. Viene molto molto dopo. Adesso bisogna semplicemente pensare alla gente, ai cittadini, sia dal punto di vista dell'emergenza coronavirus e sia dall'altro, che è quello dell'emergenza fame. Non mi stancherò mai di ripeterlo. La Presidente ha detto nelle prossime ore daremo vita ad un progetto, ad una delibera di giunta che terrà conto delle istanze delle famiglie che in Calabria, già vessate dal problema disoccupazione altissima, situazione difficile, chi più ne ha più ne mette, adesso con questa emergenza c'è tantissima gente che non lavora, i negozi chiusi, la gente ha dovuto chiudere anche la piccola attività commerciale che aveva, come fa a vivere? Questo si devono chiedere coloro i quali ci governano. Se poi aspettiamo tutta la procedura, ci mettiamo dentro la burocrazia, fare la domanda, poi arriva l'altra domanda, non se ne esce più. Bisogna essere veloci, diretti, immediati. Hai un bisogno? Lo devo soddisfare io che amministro, così si fa la buona amministrazione. E credo che dopo questa esperienza in poi molte cose cambieranno, anche nel rapporto diretto tra chi ci amministra e gli amministrati. La politica, se è in grado di fare delle cose, allora come dire, può continuare a svolgere il suo lavoro, ma se non si è capaci, allora bisogna mettersi da parte, fare un passo indietro. Non l'ha ordinato il medico di fare politica. Se uno non è in grado, non è bravo, non sa muoversi, non sa assumersi le responsabilità, di assumere decisioni forti, allora non lo può fare, fa un'altra cosa. Arcangelo, col dottor Francesco Crocco parliamo perché frequenta, come dire, costantemente, molte ore al giorno, il reparto di malattie infettive da un compito specifico, quello cioè di azionare quelli che si chiamano ventilatori polmonari, è così, no? Dottor Crocco? Esatto. No, buonasera a tutti. Perché qualcuno non sapeva cosa fossero, noi invece adesso col dottor Crocco cerchiamo di capire cosa sono e che cosa servono. Bene, in realtà, come dicevo ieri, esistono diverse tecniche ventilatorie. Esiste soltanto la ventilazione meccanica invasiva, che è l'ultimo stadio, cioè la cosiddetta ventilazione nei reparti di rianimazione. Esiste, e questo è il nostro obiettivo, delle tecniche di ventilazione non invasiva che servono precocemente nel tentativo di garantire un'assistenza respiratoria a questi pazienti affetti da polmonite interstiziale e quindi insufficienza respiratoria, senza necessariamente ricorrere appunto alla intubazione, o meglio ancora. Allora, questa è una tecnica che si utilizza precocemente perché
tutti i pazienti all'esordio hanno un quadro clinico talmente compromesso da necessitare di una ventilazione meccanica invasiva e quindi di un posto di rianimazione. Allora, si possono utilizzare tutte queste tecniche intanto per risolvere molti dei problemi di questi pazienti. Lei capisce benissimo, è questo che vorrei spiegare un po' ai nostri telespettatori, perché da una parte è indispensabile questa assistenza ventilatoria, ma l'assistenza ventilatoria non sconfigge il virus, permette al paziente di respirare in attesa che i farmaci che i miei colleghi delle malattie infettive somministrano in maniera egregia, sconfiggere il virus e quindi garantire la funzionalità ventilatoria al paziente, che in sua assenza chiaramente andrebbe contro a un exitus molto più rapido. Quindi è fondamentale questa tecnica. Infatti nella nostra struttura, nel nostro ospedale, abbiamo dato proprio un'organizzazione di questo tipo, cioè allora, nei reparti di terapia e di malattie infettive insieme al dottore Mastroianni abbiamo portato queste tecniche di ventilazione non invasiva e trattare quei pazienti che non sono gravissimi, ma che ci permettono di preservare, di garantire la guarigione del paziente insieme alla terapia medica, ma soprattutto preservare quei posti di terapia intensiva che sono indispensabili per quei pazienti che hanno un quadro estremamente grave. Come le dicevo, queste tecniche noi abbiamo una grande esperienza perché ormai sono decenni che le utilizziamo in pronto soccorso e in medicina d'urgenza. Sono delle tecniche che sono state introdotte per trattare adeguatamente, per esempio, l'edema polmonare, le insufficienze respiratorie, le BPCO. È chiaro che queste tecniche poi sono state spostate man mano che abbiamo acquisito esperienza anche nei pazienti con quadri di ARDS. E adesso, grazie a questa esperienza, appunto, l'abbiamo spostate nei pazienti con polmonite, appunto, Covid-19 e quindi con un quadro inevitabilmente di insufficienza respiratoria. Dottor Crocco, ma i ventilatori che servono li abbiamo? I posti letto che servono in questa fase ci sono o no? Allora, noi l'organizzazione, la nostra organizzazione appunto comprende tutto. Vede, se lei guarda bene, non so se è il caso, io gli faccio vedere due cose. Queste sono le tecniche, i ventilatori che noi utilizziamo lì, ma chiaramente è stata preparata una struttura di appunto rianimazione per quei pazienti in maniera più che sufficiente. Allora, per quanto riguarda la rianimazione, anche noi siamo stati forniti, grazie all'intervento della nostra direzione generale sanitaria, di questo tipo di ventilatori per fare questa ventilazione che è ormai indispensabile. Arcangelo. Sì, io le volevo chiedere una cosa che volevo che capissero tutti i nostri telespettatori. Quali sono i danni che il coronavirus cagiona ai polmoni? Cioè, può determinare dei danni irreversibili, nel senso che pur guarendo uno può trovarsi con delle difficoltà che lo seguiranno per tutta la vita. Guardi, questo è difficile, nel senso che una volta che la problematica è guarita è difficile che possa determinare dei danni irreversibili. Perché? Perché è chiaro che quello che guarisce è quel paziente che ha un danno che non è arrivata alla fase estremamente terminale, cioè nel senso è questo qui, guardi, nella RDS normalmente abbiamo tre fasi. C'è la cosiddetta fase iniziale, quelle sudative, che è sicuramente la fase che è più appunto, consona al nostro trattamento terapeutico. Quando passiamo nelle altre due fasi, quella da accumulo di membrane ialiche, ma soprattutto la terza fase, quelle delle appunto, fibrosi, quelle diventa la fase estremamente più difficile, appunto, no? La fase più dura, la fase dove il paziente difficilmente può tornare indietro. È chiaro che questo paziente è destinato prevalentemente appunto, a decombere. Invece i pazienti che appunto, vanno incontro a un processo di appunto, guarigione, se non hanno altre patologie polmonari sovrapposto precedenti, chiaramente tendono inevitabilmente a guarire e non avere un residuo eclatante. Dottor Crocco, ci spiega qual è la situazione attualmente in reparto? Guardi, malattie infettive, allora nella nostra azienda complessivamente appunto, abbiamo un numero di pazienti, mi sembra che dovrebbero essere tra tutti i reparti che si interessano di Covid intorno a 50 pazienti.
ma per esempio io ho molto più chiara la problematica, per esempio in malattie infettive, dove vado personalmente quasi tutti i giorni, praticamente lì, allora, in questo momento abbiamo tutta una serie di pazienti che possono essere da qui a qualche giorno punto di messa. Anzi, il dottore Mastroianni negli ultimi giorni ha fatto, mi sembra, 6 dimissioni su 18 pazienti, quindi lei capisce che se cominciamo a dimettere dei pazienti sani, recuperiamo dei posti che possono essere utilizzati per eventuali altri pazienti. Ma mi sembra che in questi ultimi 2 giorni gli accessi al pronto soccorso, anche se non sono sicuro, perché questo magari è un dato che conosce meglio il mio collega del pronto soccorso, non mi sembrano così esorbitanti. Forse se noi continuiamo su questa linea, in questo momento e soprattutto sulla prevenzione, forse possiamo non avere delle grossissime difficoltà. Arcangelo. Sì, quindi consiglia un po' quello che consigliamo tutti, può diventare anche retorica, stucchevole a volte, questo modo di dire, di fare, insomma, comunque consiglia di restare a casa perché c'è questa possibilità aerobica, no, di trasmissione del virus. Quindi è molto importante, dottore, la cosiddetta distanza sociale, cioè non stare troppo vicino a qualcun altro. E quanto secondo lei è infettivo un paziente asintomatico, che quindi non ha febbre, non ha Tantissimo. tosse? Allora, questo è indispensabile, questa è la vera arma per sconfiggere la situazione, per sconfiggere questo virus, questo nemico, cioè la distanza, la prevenzione, usare tutte le misure che sono state, diciamo, istituite no, dai vari decreti. È fondamentale evitare di venire a contatto con un paziente asintomatico, perché il paziente asintomatico tu non sai che cosa c'ha, cioè, non te lo aspetti, quindi se si rispetta, diciamo, le misure preventive è destinato ad essere sconfitto il virus, quindi quello di rimanere a casa secondo me è fondamentale, soprattutto in questo momento dove sempre che abbiamo cominciato, diciamo, a invertire appunto, no, l'andamento della curva, dobbiamo essere molto più rigidi, dobbiamo evitare proprio adesso di far precipitare, perché in questo momento probabilmente il numero dei pazienti che sono positivi ma che non li conosciamo, cioè i cosiddetti portatori sani che comunque non sono stati diagnosticati perché non hanno fatto un tampone, dobbiamo evitare, perché l'eventuale vicinanza, l'eventuale, diciamo, mollare in questo momento e ritornare un po' indietro, secondo me potrebbe appunto far riesplodere la problematica. Quindi in questo momento le misure che sono state adottate devono essere assolutamente rispettate. Beh, allora a questo punto mi pare che insomma, dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni per proteggerci dal virus in attesa che arrivi il vaccino, così come ha detto il vice ministro Sileri, leggo adesso dall'agenzia, dice beh, dobbiamo convivere col virus fino a quando non ci sarà il vaccino. Dottor Croc. Non c'è altra Io strada. penso che intanto noi non ci dobbiamo arrendere, perché noi dobbiamo stare super attenti in attesa sì o no del vaccino, noi dobbiamo stare adesso intanto attentissimi ad evitare i contatti e poi chiaramente dobbiamo cercare di discernere e trattare le persone nella maniera più giusta possibile. Cioè, il trattamento medico, allora il trattamento preventivo è fondamentale, il trattamento medico è altrettanto importante, ma soprattutto è il trattamento che abbiamo in questo momento delle urgenze, perché il vaccino magari un giorno arriverà, però il paziente che adesso sta male, io devo essere nelle condizioni di poterlo trattare nella maniera più adeguata possibile. Arcangelo, vai. Sì, volevo chiedere un'altra cosa tecnica. Questi, lei ha detto prima, il dottore Mastroianni, a cui facciamo i complimenti, naturalmente tutti i Sì, medici certo. in questo momento, quelli di Cosenza, di Catanzaro, di Crotone, di Vibo, di Reggio Calabria, per tutto quello che stanno facendo, di Polissena, di tutti gli ospedali piccoli e grandi che ci sono nella nostra regione. Ma il dottore Mastroianni ha dimesso 6 pazienti. Io le faccio questa domanda, ma un paziente che è guarito dal Covid-19, secondo lei è immunizzato, cioè è destinata a Assolutamente non sì. contrarre più l'infezione? Certo, 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 certo. Tant'è vero che sicuramente è immunizzato perché chiaramente questo poi, il contatto col virus sviluppa appunto la reazione anticorpale, quindi il paziente è immunizzato.
E quindi è il paziente, quello non è più il paziente pericoloso, quello è il paziente che sicuramente non avrà più problemi. Naturalmente il dottore Mastroianni ha predisposto tutta una serie di controlli che vengono eseguiti, ma sempre per quanto riguarda l'eventuale problematica delle insufficienze respiratorie di questi pazienti. Questi pazienti è fondamentale per un certo periodo di tempo averli comunque sotto controllo, ma non tanto per la eventuale contagiosità del paziente, ma per eventuale recrudescenza, perché poi vede, adesso stiamo capendo perché molti pazienti che hanno questi quadri poi per esempio improvvisamente precipitano o certe volte improvvisamente muoiono, perché la problematica non è soltanto la insufficienza respiratoria che è così eclatante e così ormai viene trattata, ma per esempio questi quadri, su questi quadri di insufficienza respiratoria si sovrappongono delle complicanze particolarmente pericolose, tipo per esempio l'embolia polmonare. Abbiamo capito che tantissimi di questi pazienti muoiono per embolia polmonare, quindi ormai anche su questo l'attenzione non viene rivolta soltanto sul trattamento e sulla terapia antivirale oppure antibiotici eccetera, ma anche su queste possibili complicazioni che devono essere prevenute. Non so se riesco a rendere l'idea, non si muore soltanto perché c'è l'insufficienza respiratoria, si muore perché su questa insufficienza respiratoria si può sovrapporre una di queste complicanze, ma queste sono appunto frutto dell'esperienza di questi giorni degli altri ospedali che chiaramente stiamo cercando di mettere in atto pure noi, ma soprattutto insieme a questo, ecco, questo era qualcosa di importante per i miei colleghi, volevo dire che le prevenzioni che utilizziamo per questi pazienti appunto, e tutte le tecniche che utilizziamo per questo deve prevedere anche la tecnica di salvaguardia di noi operatori. No? Per esempio adesso noi ventiliamo questi pazienti con tutta una serie di filtri che prima in queste tecniche di ventilazione non invasiva non si utilizzavano, invece adesso appunto, abbiamo sviluppato di necessità virtù, abbiamo sviluppato appunto, tentativi appunto, di inserire in questi macchinari tutta una serie di filtri che servono prevalentemente per salvaguardare anche il personale. Per stabilire se una persona ha contratto il coronavirus è sufficiente l'indagine ematica che si sta provando adesso, in questi giorni, o bisogna sempre ricorrere al tampone? E poi come mai non c'è mai, come dire, concordanza di numeri tra i tamponi che enuncia la protezione civile e quella che poi invece viene resa nota nel bollettino regionale ogni sera? Guardi, io questo non lo so, sicuramente la diagnosi acuta della presenza del virus si evince col tampone. L'immunizzazione poi si vincerà con il dosaggio appunto, degli anticorpi in maniera sierologica. Questa è la differenza, ma la presenza del virus in acuto si evince con il tampone. Gli anticorpi, quando li potremo dosare, dimostreranno che si è avuto il contatto e che si è immunizzati, ma non sicuramente nella fase di diagnosi acuta. Poi la problematica dei tamponi, perché i numeri non collimano, questo non glielo so dire, a dire la verità. È qualcosa ma sono che arrivati i tamponi, ma sono a disposizione oggi i tamponi nell'ospedale o ancora No, assolutamente, c'è tutto un programma, quando noi facciamo tutta una serie di tamponi che sia per... Allora, intanto i tamponi vengono, la nostra azienda esegue tamponi sia su pazienti diciamo che si presentano al pronto soccorso e che naturalmente i colleghi del pronto soccorso in maniera molto attenta cercano di, diciamo, di selezionare in base a un protocollo appunto, stabilito dall'azienda, stabilito dall'unità di crisi, perché non è che si può chiaramente fare tamponi a tutti i pazienti che non hanno una sintomatologia, pazienti che non hanno una linea, perché altrimenti penso che in nessuna parte si riuscirebbe a fare i tamponi a tutte le persone. Non si riesce in Lombardia, figurarsi da noi, però da noi, per esempio, il nostro ospedale si è munito di una linea guida diagnostica che applica appunto il nostro pronto soccorso estremamente appunto efficace. Per esempio, noi prevediamo i pazienti che hanno un rischio elevato dopo la valutazione clinica, per esempio, effettuano, a differenza di tante altre parti, una TAC ad alta risoluzione, che è un elemento fondamentale poi per continuare l'iter diagnostico. C'è un paziente che ha un certo protocollo, se no, quando fa l'attacco e non ha delle alterazioni tipiche, è un paziente meno probabile, quindi un paziente che viene valutato un po' in maniera diversa. Un paziente invece che ha una TAC positiva per polmonite con delle caratteristiche tipiche, viene sottoposto, isolato innanzitutto, e poi viene sottoposto subito a tampone. Vede, è difficilmente
difficilmente non c'è diciamo, equilibrio tra l'accertamento diagnostico alla TAC e il riscontro del tampone. Questi sono dei dati che la nostra azienda, appunto, che vengono aggiornati tutti i giorni, sono effettivamente molto importanti. Cioè, noi utilizziamo la TAC come elemento fondamentale e poi la conferma mediante appunto il tampone. Quanti tamponi si fanno un iter quotidianamente? un iter diagnostico estremamente efficace. Le ultime due domande la lascio subito, dottore, lei deve lavorare. Allora, la prima è questa: quanti tamponi si fanno l'Annunziata al giorno? E seconda domanda, se lei consiglia di girare sempre con la mascherina, tutti quanti. Allora, con la mascherina sicuramente sì, assolutamente. Naturalmente se uno cammina per strada da solo, dovesse passare per strada o deve andare da qualche parte, può effettivamente anche non utilizzarla, però io penso che è inutile far correre comunque, anche dal punto di vista psicologico, una mascherina non dà fastidio a nessuno. E io consiglio sempre di metterla. Per quanto riguarda il numero di tamponi, non glielo so dire, forse più i miei colleghi, diciamo, della virologia, io il numero esatto non lo so. Però io vedo che da noi ormai viene fatta sia oltre ai pazienti, naturalmente vengono fatte tutta una serie di tamponi a tutto il personale, perché non si può correre il rischio che qualcuno nell'azienda sfugga, per esempio, che sia un portatore sano e quindi possa fare dei guai. Però i dati, almeno per quanto riguarda la nostra azienda, il personale dell'azienda, fino adesso sono completamente appunto negativi. Non ce n'è risultato uno positivo per quanto riguarda il personale dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Bene, grazie dottor Crocco, è stato gentilissimo, chiarissimo, come sempre le auguriamo buon lavoro e a tutti i suoi colleghi, noi siamo nelle vostre mani. Grazie e buonasera. Arcangelo, senti, prima di salutarti, perché so che tra un po' devi andare al giornale, ti chiedo questo: hai visto questa nota, questa protesta che ha fatto Franco Corbelli sulla condanna di questo prete che si è fatto la via Crucis praticamente? Ma io, come dire, condivido lo sdegno questa volta di Franco Corbelli, perché insomma questo è un prete che ha fatto una cosa assolutamente in linea con la sua missione. Naturalmente ha violato, tra virgolette, per così dire, le disposizioni, non era in compagnia, era da solo, quindi forse sanzionarlo è stato, come dire, frutto di un eccesso di zelo. Certo, la Chiesa sta rinunciando alle manifestazioni religiose, non solo a quelle di pietà popolare, ma proprio alle messe, addirittura ai funerali. Quindi potrebbe essere così guardato male perché... Però ha fatto bene Franco Corbelli, siamo con lui per questa presa di posizione che ha reso nota attraverso la stampa, attraverso i comunicati. Senti Arcangelo, posso rubarti altri 5 minuti per sentire due telefonate? La facciamo così, mandiamo la pubblicità, sentiamo un po' di telefonate ai nostri telespettatori e poi ti lascio al tuo lavoro. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, eccoci tornati ancora in diretta, c'è ancora Arcangelo con me, prendiamo qualche telefonata rapidamente, ne abbiamo già qualcuno in linea, pronto? Pronto, buonasera dottor Sabato. Buonasera, dove chiama lei? Sono Luigi da Cosenza. Prego, signor. Volevo invitarla a fare un'osservazione. Si parla tanto di casi di portatori asintomatici, sì. Persone che non sanno di essere malate. Non fateci domande tecniche perché... Sì, vorrei che lei approfondisse con i suoi ospiti nei Assolutamente giorni sì, anzi le dirò già... Quanto dura la malattia per un ammalato asintomatico? Perfetto, questa domanda noi la gireremo perché lunedì avremo in diretta, il professor Caruso, che è un virologo, il presidente dei virologi italiani, quindi gireremo... Perché se uno non sa che è ammalato, non sa neanche quando ne è uscito fuori. Lo so, ma basta fare ma forse con i tamponi, no? Arcangelo, con i tamponi, uno i tamponi e si rende conto, dopo 2 tamponi negativi è ufficialmente guarito, almeno questo è il protocollo. Siamo 2 settimane in genere.
Sono 2 settimane dovrebbero essere, questo riusciamo a capire. Io non sono un esperto, non sono un virologo, non sono un medico, ma mi sembra di capire che il tempo minimo di guarigione è di 2 settimane. 2 Quindi... settimane, grazie. Andiamo all'altra telefonata rapidamente. Siate veloci perché così possiamo prendere qualche telefonata in più e possiamo raccogliere la vostra istanza. Pronto? Pronto? Sì? Prego. Volevo dire 2 cose molto semplici. La prima è di carattere scientifico, cioè io ho sentito che il dottor in questione che ha parlato Crocco. sì, ha detto che dopo la guarigione, e loro dimettono, e quella è una guarigione clinica, ma non è una guarigione biologica. La guarigione biologica si ottiene dopo che il virus a contatto, va bene, col sangue, chiamiamolo così, sviluppa e stimola una quantità sufficiente di anticorpi capaci di resistere ad un'ulteriore aggressività. Quindi non è affatto vero quello che ha detto lui. Va bene. 2, va bene. Io non vedo come si possa parlare di efficienza delle nostre strutture se fino a 3 mesi fa 2 persone serissime come voi, va bene, apprezzate, abbiamo detto insieme a noi, avete detto insieme a noi, che la sanità in Calabria era una paralisi. Ora, solo perché il problema adesso è ricondotto e viene spostato tutto sull'emergenza Covid, logicamente costringendo la gente a non curarsi per quelle cose che sarebbero anche necessarie, chiaramente noi diciamo sono insufficienti, ma veramente questo è un assurdo, cioè dire ce la facciamo, ce non la facciamo. D'altra parte, cosa stanno facendo i politici della regione, tutti, per programmare una sanità, va bene, organizzata anche in questo campo? Grazie per la sua. Presidente Santelli, io vorrei chiedermi, chi ha come punto di riferimento, per esempio, per le malattie infettive? Glielo dobbiamo chi chiedere. Ha come organizzazione? Bene. Chi ha? Ma se sono sempre gli stessi i dirigenti, lo stesso Pallaria, io ritengo che se ne sia andato perché non era all'altezza della situazione. Le chiedo scusa, va benissimo così, non riusciamo a rispondere a tutto, abbiamo tante telefonate. Arcangelo, un flash, non abbiamo mai detto che la sanità è diventata la migliore del mondo, mi pare, no? No, assolutamente, anzi oggi l'abbiamo sottolineato, diciamo già era un disastro, con l'emergenza diventa uno stradisastro, però siccome c'è l'emergenza bisogna cercare di fare tutto il possibile per bloccare l'avanzata del virus ed evitare che cagioni decessi. Quanto agli incarichi regionali è evidente che Pallaria non è uno specialista di sanità, non è uno specialista di protezione civile, è uno che si occupa di contratti, di appalti e non può una sola persona occuparsi di tutto alla regione con questa amministrazione e con quelle precedenti. Quindi speriamo che le cose cambino e cambino in meglio, speriamo che poi si riesca anche ad avere l'apporto magari di consulenti, di persone bravissime in grado, come hanno fatto in Lombardia, per esempio hanno preso Guido Bertolaso che ha fatto un ospedale in 10 giorni, cioè bisogna poi cercare di trovare delle soluzioni. Io mi auguro che arrivino queste soluzioni. Pronto? Sì? Da dove chiama lei? Chiamo da Castiglione. Prego, prego signora. Allora, io volevo chiederle, volevo porle un quesito. C'è una figlia che deve rientrare dall'estero, ricercatrice Erasmus, per cui ha completato il percorso e dovrebbe rientrare. Ha Come avuto deve fare? diverse difficoltà ad avere organizzato un volo all'Italia, anche a prezzo anche abbastanza altino da parte dell'ambasciata. Finalmente sembrerebbe che l'hanno organizzato. Qual è il problema? Il problema è che le organizzano un volo di rientro Dublino-Roma, poi però il rientro fino a Cosenza non lo garantisce nessuno, oltre alle difficoltà che si hanno nell'organizzare il rientro, visto che con delle nuove disposizioni non si possono prendere mezzi pubblici. Perfetto. Quindi non può prendere aerei, Come non fa può ad prendere arrivare? treni, non può prendere autobus. Le è stato detto che può prendere un mezzo proprio, ovvero sia la modica cifra di circa 800-900 euro. Volevo sapere se questa è una situazione, cosa si può fare, se la protezione civile ha previsto anche il rientro di questi cittadini dall'estero. Arcangelo sa qualcosa di questo,
Sì, guardi, sua figlia intanto ha diritto di tornare a casa sua, sua figlia è residente a Cosenza, a Castiglione, insomma in Calabria comunque, perché è una cittadina italiana che si trova all'estero. Arrivata a Roma, appena arrivata a Roma, verrà controllata dalla polizia, dalla Polaria, la polizia che si occupa dello scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, dopodiché potrà da Roma Fiumicino raggiungere Roma Termini, imbarcarsi sul primo treno che c'è in direzione della Calabria, quindi arrivare presumibilmente a Paola, da Paola prendere il trenino che la porterà nella stazione, ritengo, di Cosenza, perché lei è di Castiglione, quindi nessuno potrà impedire a sua figlia di tornare a casa. Chi dice il contrario non conosce la legge, perché nel decreto è previsto proprio che chi è residente all'estero possa tornare nel suo luogo di residenza. Una volta tornata in Calabria a casa sua figlia dovrà osservare la quarantena. Sarete anche voi a tenervi a distanza, ma nessuno potrà impedirle di tornare a casa. E se la fermano per i controlli, lei dovrà, come dire, mostrare il documento che le hanno rilasciato a Roma Fiumicino, perché dimostrerà che è una cittadina italiana che sta rientrando dall'estero. Quindi stia tranquilla che sua figlia tornerà a casa. Bene, chiarito questo passaggio. Pronto? Pronto? Sì, prego. Da dove chiama lei? Buonasera, io chiamo da Rende. Prego. Volevo fare una considerazione, direttore. Io è da più tempo che rifletto su questa parola restiamo a casa, che è giustissimo, per carità, ma quello che volevo dire è giusto la corsa a sistemare gli ospedali, i respiratori, posti letti in malattia infettiva, tutto. Ma sto pensando da più tempo, e adesso la Lombardia se ne è resa conto, che sul territorio esiste una squadra dove, diciamo così, gli operatori sanitari addestrati con dispositivi di protezione individuale che rispondono, oltre al medico curante, ai pazienti che sono appunto che restano a casa per avere più fiducia, per seguire una terapia, per vedere quando proprio devono andare in ospedale al momento giusto e né troppo tardi e né troppo presto. E questo ci Questa sono... è la cosa che volevo chiedere. Se c'è qualche cosa di organizzato sul territorio, come se ne sono accorti, perché in Lombardia si è fatta la corsa ad andare per gli ospedali, però poi la gente che rimaneva a casa era in balia delle onde, così, questo voglio dire. La rispondiamo, può sentirlo attraverso il televisore. Beh, mi pare che da questo punto di vista qualcosa comincia a muoversi, perché c'è il medico di famiglia che poi attiva che cosa? Non si sa, ma dovrebbe attivare i centri organizzati dalle aziende sanitarie locali. Al momento sono attivi sì e no, nel senso che non è facile rispondere alle istanze dei cittadini che chiedono per esempio di essere visitati e poi seguiti da casa, però attraverso il medico di famiglia qualcosa in questo senso si può ottenere. Arcangelo, ci chiedono di fare una cronistoria della situazione della sanità in Calabria. Lo ricordiamo non per citarci, perché è antipatico, ma 10 anni fa scrivemmo quel libro, come si chiamava? Io l'ho pure dimenticato, era Codice Rosso, Arcangelo, no? Codice Rosso, abbiamo messo dentro tutto ciò che era la fotografia della sanità in Calabria, e molte trasmissioni anche di Respiro Nazionale hanno attinto da quel libro. Da allora non è successo nulla, è rimasto praticamente così come era, insomma, tranne qualche iniziativa poi finalizzata al nulla sostanzialmente. Al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Io volevo un'informazione per quanto riguarda i casi di coronavirus a Cosenza e in special modo nelle case di riposo per anziani. Perfetto. Volevo rivolgere questa domanda al dottor Barolati, grazie. Rispondiamo subito. Arcangelo, tu hai il conteggio delle case di riposo? A Cosenza abbiamo 18 casi accertati fino a questo momento, poi io aspetto il bollettino di stasera che ci manderà l'ASP, l'azienda sanitaria provinciale. Sino a questo momento abbiamo 18 casi, tra questi 18 c'è un deceduto, che è un signore di 81 anni che abitava nella zona delle vie delle vittime della mafia, per capirci. Gli altri 17 sono una in rianimazione perché sta facendo la respirazione extracorporea a Catanzaro ed è un sindacalista dei Vigili del Fuoco.
Gli altri 16 sono tutti ricoverati nell'ospedale civile di Cosenza, o meglio, una parte di questi 16 è ricoverata nell'ospedale civile di Cosenza. Vi è qualcuno poi in isolamento domiciliare, cioè che ha contratto la malattia, non ha una forma grave appunto dal punto di vista della rappresentazione del virus, quindi non ha sintomi particolarmente preoccupanti, non ha difficoltà respiratorie e si trova a casa. A questo proposito uno di questi è un collega giornalista che saluto con affetto. E quindi la situazione è questa. Non so se stasera ci saranno altri casi, sempre nell'area urbana cosentina, perché Rende e Cosenza le consideriamo due città ormai uniche, nel senso che sono proprio attaccate fisicamente. Invece a Rende il numero dei contagiati è bassissimo, però abbiamo avuto 2 decessi, un anziano e un informatore scientifico. Sono 3 i casi, contagiate altre 2 persone. Sono 3 i casi a Rende, anzi 2,5. Uno si sta ancora in fase di studio. Devono ancora verificarlo. Ci chiedono se l'azitromicina viene utilizzata, non viene utilizzata. Io credo che nel protocollo sia inserito e in Calabria viene utilizzata. Pronto? Pronto? Buongiorno, mi sente? Perfettamente, prego. Sono Elio Principato. Intanto complimenti e congratulazioni per quello che fate. Ci tenete davanti alla televisione. 2 cose volevo sapere io. Nessuno parla dei motivi per cui al Pascale e al Cotugno di Napoli fino ad oggi non c'è stato né un morto tra infermieri né tra i medici. Perché sono bravi, perché sono bravi, perché è un ospedale attrezzato Covid da sempre, nel senso però che nessuno lo dice, no, c'era la sanità. C'era un perché quel professore Gardi di Milano ha attaccato al dottore Acerbo, che io conosco bene in quanto sono stato ricoverato al Pascale, ecco perché lo dico. Bene. L'ha attaccato dicendo tutto. Vabbè, comunque sono la seconda cosa è un'altra. Io resto a casa per quell'amico che ha telefonato. Ma uno rimanendo a casa, io ci sono dal 4 di marzo a casa, rimanendo sempre a casa, può essere contagiato senza né uscire né far entrare nessuno a casa? Io credo di no. Se non entra nessuno, il contagio, perché il contagio è il contatto, deve avere... Cioè, se uno è da solo, come si può contattare? Come può contrarre il virus? Non credo, no. Non credo proprio. Grazie. Arcangelo, vuoi dire qualcosa tu? No, volevo dire che quel signore, non l'ultimo signor Principato, quello precedente, ha ragione, perché dice, ma se poi uno sta a casa e sta male, chi lo aiuta? Io devo dire che dal punto di vista, sempre per essere chiari, perché diciamo questa trasmissione deve avere il dono della chiarezza e il nostro lavoro deve essere improntato al dono della chiarezza. Non è vero che c'è gente che poi viene a casa, ti controlla ogni giorno, che sei tranquillissimo, non è così. Tant'è che molti medici, anche in pensione, hanno utilizzato la loro professionalità, l'hanno messa a disposizione, facendosi contattare telefonicamente per aiutare tutta la gente che ha bisogno, perché stare a casa e quelli ammalati di coronavirus e che quindi hanno bisogno di un'assistenza costante, che non so se li viene data e fino a che punto, e gli altri. Quindi non è vero che è tutto perfetto, ancora questa macchina non è a posto. No, non è perfetto affatto, anche perché facendo questo tipo di attività prima si evita di arrivare in ospedale in condizioni disperate, quindi poi di finire in terapia intensiva. Questa è la parte più importante, qui bisogna lavorare, qui bisogna insistere, qui bisogna che chi gestisce la sanità nelle ASP di tutta la Calabria si muova in questa direzione. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Prego. Ascolti, dottore Badolato, volevo un'informazione. Siccome ho letto sulla Gazzetta del Sud che c'è un sospetto focolaio in una struttura per anziani a Cosenza, volevo sapere se è una fake news oppure... Non credo. Prego. Signora, no, non l'ha letto sulla Gazzetta del Sud perché non l'abbiamo scritto. Abbiamo parlato di un paziente che è arrivato da una casa di cura di Longobardi a Cetraro, da Cetraro è stato trasferito a Cosenza è morto in ospedale, quindi non c'è nessuna casa di cura di Cosenza e di questa vicenda sono stati informati il prefetto, il questore, il procuratore della Repubblica di Paola e quindi mi auguro che vengano fatti i tamponi nella casa di cura da cui
questa paziente era una donna, è morta appena arrivata a Cosenza, ma veniva dal Tirreno Cosentino. Bene, No, grazie signor. io l'ho letto del 1° aprile questa notizia sulla Gazzetta del Sud. Ma di case di cure di Cosenza? Non credo Cosenza, proprio. sì, parla di Cosenza. Ma, Sospetto no, focolai in una casa per anziani di Cosenza. Blitz dei NAS e poi c'è il resto. ma c'è il non è così, signora. Si ricorda male. Quindi è una fake news. Sì, non l'ha Meglio scritto. così. Grazie, Meglio- arrivederci. Arrivederci. Non credo che tu abbia scritto questo, non mi ricordo proprio che c'è un pezzo di questa, anche perché prima di scrivere una notizia l'obbligo della verifica, controverifica, poi specie con un argomento così delicato come appunto inerente all'emergenza che stiamo vivendo, bisogna andare cauti con le notizie. Pronto? Pronto? Sì, prego. Salve, volevo fare una domanda ad Arcangelo Badolati. Prego. Volevo sapere, è quasi un mese che noi stiamo a casa e da dove escono questi nuovi contagiati? Perché più stiamo a casa e più noi abbiamo contagiati in Calabria? Non capisco da dove arrivano questi contagiati. C'è poi sempre quello, cioè se si guarda la geografia del contagio ci si rende conto che spesso in alcune circostanze nasce e si sviluppa all'interno di una stessa famiglia. No, Arcangelo? Sì, assolutamente no, ma poi dobbiamo considerare sempre 2 settimane fa, cioè dobbiamo considerare che il virus rimane incubato, quindi se qualcuno ha fatto una leggerezza o è entrato in contatto con una persona che era asintomatica o comunque non immaginava potesse essere malato di coronavirus, probabilmente è stata infettata. Poteva sembrare un banale raffreddore, perché poi qual è la diabolicità di questo virus? Che si manifesta in modo diverso, cioè per alcuni può rappresentarsi come un'influenza e guarisce, no? E quindi uno si sente meglio e quindi infetta gli altri, in altri è terribile e quindi sta male subito una persona, per cui è probabile che il contagio sia avvenuto casualmente di queste 17 persone, naturalmente non nelle ultime settimane, cioè negli ultimi 10 giorni, ma magari 15 giorni fa, periodo di 14 giorni fa incubazione. hanno incontrato qualcuno e si sono contagiati. Senti Arcangelo, preparati i numeri degli contagiati a Reggio, ci chiedono a Reggio Calabria, nell'area di Reggio Calabria. Sentiamo la telefonata, pronto? Buonasera. Io chiamo da Cosenza. Prego. Volevo sapere se è vero che si può mischiare, diciamo, si può infettare da animali a persona. No, non mi risulta. No. Io la ringrazio tanto. Assolutamente no. Semmai è l'uomo La che ringrazio tanto, buona serata. può infettare l'animale, ma un animale all'uomo no, assolutamente no. Proprio questo tipo di problematica ho letto prima di venire in onda per la trasmissione un articolo molto dettagliato su questo, non è così, non è vero. Arcangelo, i numeri di Reggio Calabria li dai al signore che ci ha chiamato? Guarda, in questo momento abbiamo 35 persone in reparto, 4 in rianimazione, ne abbiamo 159 in isolamento domiciliare e questi sono i dati fino al momento. Sono dati però, volevo dirlo sempre per una ragione di correttezza e onestà, che saranno naturalmente diversi stasera alle 23, perché alle 23 conosceremo il bollettino dell'ASP, quindi tutto il lavoro fatto oggi, tutti i risultati dei tamponi che sono stati fatti ieri, quindi questi numeri saranno destinati a crescere. Questi sono quelli aggiornati, tra questi aggiornati ci sono appunto un infermiere e un operatore sociosanitario del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ed un infermiere di una casa di cura privata di Cinquefrondi. Bene, pronto? Pronto, buonasera. Siamo sempre da Rente. Siccome volevo chiarire un punto, il signor Principato, che evidentemente sta bene, mi fa piacere questo, gli auguro lunga vita, ma il problema era quello, ringrazio il dottor Arcangelo che ha chiarito in parte la situazione della mia telefonata, che è riferita ai pazienti positivi che hanno bisogno di continua assistenza, di gente che le rassicura, di gente che... Cioè, questo era il motivo della telefonata. Perfetto, se c'era qualcosa sul grazie. territorio, dico... Il signor Principato mi fa piacere che sta bene, chi sta bene non ha bisogno grazie. di nulla. Grazie, la ringrazio. L'ultima 2 telefonate e poi dobbiamo chiudere perché siamo in ritardo, abbiamo ascoltato tante cose oggi, anche dall'intervista fatta con il Presidente della Calabria, abbiamo
toccato i vari argomenti. È chiaro che la sanità resta il punto centrale, mi pare che ci sia, perché siccome ci hanno mandato dei messaggi, cosa dice la Presidente delle altre forze politiche? Pare abbia fatto un appello a tutti, all'unità, per remare tutti nella stessa direzione, perché il momento è delicatissimo. Vediamo la telefonata, pronto? Diretto, buonasera. Buonasera. Allora, qua ci vorrebbe... buonasera, direttore. Prego, prego. Sono Raffaella, sono quel papà che ho telefonato tanto tempo fa. Allora... Deve abbassare il volume del televisore, se no non riusciamo a comunicare. Abbassi il volume del televisore. L'ho abbassato. Ecco, prego, vada. Allora, qua no. Per fare qualche cosa di spesa, no? L'abbiamo fatto che ci danno qualche soldo qualcuno, però se andiamo ai supermercati, l'aumento è proprio elevato. È una cosa scandalosa. Stamattina ho comprato delle mascherine, 4 mascherine 8 euro. Mascherine di carta. Ma i controlli chi li fa? Mascherine, per trovare una mascherina è come trovare un terno all'otto. Ho fatto questa denuncia. Bene. Grazie. Come si deve fare? Pure i supermercati hanno evitato proprio i prezzi proprio enormi. Va bene, grazie per la sua denuncia. Prezzi alti, supermercati, mascherine, insomma, già una cosa che avevamo evidenziato tempo fa, no, Arcangelo? Sì, non c'è dubbio, ci sono controlli che vanno fatti. Aumentateli questi controlli, forze dell'ordine, punite chi specula in questo momento di difficoltà, che approfitta della gente che ha bisogno di mascherine, di gel igienizzanti, di alcol, chi altera i prezzi di mercato a proprio piacimento, facendo del male alla gente che soffre da paura, denunciato, non merita va alcun tipo di redarguito considerazione, deve essere immediatamente. punita, questo dico io. Va immediatamente, devono intervenire con i controlli. Noi abbiamo concluso questo lungo pomeriggio, Arcangelo. Ringraziamo tutti quanti ci hanno onorato nel loro ascolto, grazie ai nostri telespettatori, quelli che hanno telefonato. Scusate, ma sono tanti i messaggi, non possiamo rispondere a tutti, ma lo faremo perché andremo avanti ancora nei prossimi giorni. Noi vi diamo appuntamento lunedì dopo il telegiornale con lo speciale alle 15, avremo un presidente dei virologi italiani, quindi per quanto riguarda domande specifiche su virus, comportamenti, come fare, sarà lui a dare le risposte. Arcangelo possiamo solo accompagnare lungo il percorso di questa grande emergenza e annotare, evidenziare, mettere in luce quelli che sono gli aspetti che vanno necessariamente migliorati. Arcangelo, salutiamo qui. Grazie, arrivederci, noi vi auguriamo ovviamente una buona domenica, compatibilmente con le restrizioni domestiche. Comunque cercate di rimanere a casa, evitiamo assembramenti, insomma cerchiamo di resistere il più possibile, sperando di vedere un po' di luce quest'estate, di poterci riabbracciare tutti, insomma, di parlare di altre cose. Grazie. Speriamo. Grazie ad Arcangelo, grazie a chi ha gestito tutta la parte tecnica, il nostro Luca Chito, che è riuscito a fare i miracoli per fare una serie di collegamenti. Vi chiediamo scusa se l'audio durante l'intervista con la Presidente Santelli non era limpidissimo, preciso, ma non è nostra responsabilità. Lavoriamo con Skype, con uno strumento fino a poco tempo fa pochissimo utilizzato in televisione. Solitamente noi lavoriamo con zainetti che ci danno la possibilità di avere audio e video perfetto, però in questa fase dobbiamo accontentarci e quello che c'è, insomma, è prendere atto della notizia, di notizie oggi. La Presidente ce ne ha date un bel po'. Grazie, arrivederci, buona domenica.